Mamma mia, amici bellini, difficilissimo cliccare su inizia registrazione. Proprio sto guardando fisso la telecamera e mi guardo nell'anima da solo, ma non riesco a iniziare a parlare. Però lo dobbiamo fare per completezza, per storico. Quindi le pagelle, qualche screenshot, un po' di analisi per voi che avete bontà e continuate a cliccare sui video. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Francesco De Feo e volevo ringraziare tutti quelli che si iscrivono e fissiamo un nuovo obiettivo. Bisogna fissare gli obiettivi, altrimenti giochi per nulla. E il nuovo obiettivo è nel breve 22.000 perché rappresenta il numero del capitano e ci siamo. Ma a 25.000 voglio fare una giveaway. Torniamo ai bei tempi di quando si facevano più spesso. Voglio darvi qualcosa in cambio e mi sembra giusto. Voi con i like, mettete i like, il video gira di più, si arriva a più persone possibili e quindi possiamo arrivare più presto all'obiettivo dei 25.000. E per quanto riguarda la partita, ho rivisto gli highlights. Com'è difficile parlare di qualcosina che si è vista, ma poca roba. Se voi andate a vedere, dobbiamo farle però le pagelle. Mi dispiace e possono far discutere, ognuno se la può prendere con chi vuole, ma è chiaro che se a turno una volta è la colpa di quello, una volta l'allenatore non ci piace, e una volta le sostituzioni, e una volta i giocatori singoli, e una volta quello che ha detto il presidente, e quindi vuol dire che il problema è globale. Nessuno si tiri indietro, ognuno si prenda la propria responsabilità di un'annata che è dire disastrosa e poco. Mi piace dirvi che ieri Insigne è ricominciato il campionato del Toronto, hanno fatto un buon 0-0 in trasferta contro il Cincinnati, che è una squadra che ha fatto benissimo l'anno scorso, e quindi possiamo cominciare a seguire il Toronto. Questo è il mio stato d'animo, penso che sia lo stato d'animo di tutti noi, insomma uno sconforto, ma questo può essere lo stato d'animo personale di Kvara, un'altra volta sostituito, non si sente decisivo in questo periodo, ma è un po' lo sconforto di tutti noi. Dici, ma veramente siamo riusciti a farci riacchiappare al 95esimo, una partita che doveva essere chiusa e che avevi preso un po' per i capelli, perché non è che tu hai dominato, dici, ecco, io parlo sempre di questa cosa qui, Scuffet migliore in campo? No, tranquillamente no, è difficile trovare il migliore in campo. È una partita bruttina, onestamente, tanti errori, tanti sbagli in impostazione, palloni buttati, li vedremo adesso i numeri che portano a una partita brutta, e nella partita brutta serve il colpo del campione che te la sblocca, e c'è stato quello spunto di Raspadori per Osimhen, ma poi viene a mancare quello che è la chiusura della partita, perché col Cagliari si sa, e non è che è una novità, il Cagliari butta sempre il cuore oltre l'ostacolo e ha recuperato tantissimi punti nei minuti finali proprio di recupero, quindi lo dovevi sapere e lo sapevi. Calzona che cercava, dai, non mi è piaciuto cioè nella conferenza. Voi me l'avevate detto in live che nell'analisi della partita lui dice siamo stati un po' più ordinati, questo si porta di buono dalla partita. Continua a dire che c'è un problema mentale più che fisico, anche perché molti giocatori chiudono in crescendo la partita, però mentalmente alcuni ci sono dei micro, sapete quando ieri durante la live è saltato tutto, perché c'è un momento in cui manca la corrente, si spegne tutto e per ricominciare la live serve che il computer si riaccende, che tutte le pagine si caricano. È proprio così la stagione del Napoli, nel momento in cui si stacca la spina per un microsecondo all'interno di un'azione, poi tu ricominci a correre, ma è troppo tardi, perché il calcio a certi livelli se perdi un attimo ti hanno fregato. Quindi non mi è piaciuto che Calzona abbia menzionato il campo e il vento, perché torniamo al discorso di Mazzarri. Se mi faceva arrabbiare Mazzarri, mi fa arrabbiare Calzona. Questo è importante ribadirlo. Se abbiamo un'idea che deve essere di niente scuse e niente alibi, non lo devi nemmeno dire dicendo non sono alibi, ma non si può fare, dobbiamo andare molto oltre tutte queste cose, perché è l'unico modo per uscirne da questa situazione. E quindi questo vale sia per gli allenatori. Quando parla Calzona, bisogna dire una cosa: è la seconda conferenza post partita della sua vita in italiano, cioè nel senso
adesso lui c'ha questa esperienza con la nazionale dove non so in che lingua parla, se ha un traduttore, se è il traduttore slovacco-italiano, se parla in inglese, probabilmente parlerà in inglese con i suoi giocatori, però a livello comunicativo è tutto da valutare e ovviamente è un allenatore assolutamente esordiente, che può piacere per idee di gioco, sicuramente, che avrà esperienza, ma è assolutamente esordiente sotto questo punto di vista. Quindi guardiamo avanti, dobbiamo guardare al futuro, non al passato. Questo screenshot su Osimhen è per farvi vedere il colpo di tosse, perché ho pure sentito gente, giornalisti, dice quello si è tolto dalla lotta, dovevi rimanere in campo. Ci rendiamo conto che probabilmente è ancora influenzato, c'ha ancora i postumi, che a giocare sta stringendo i tempi ha stretto i tempi del recupero, ma sta stringendo i denti perché evidentemente già non stava bene nella Coppa d'Africa. Torna, gioca, segna, poi è ancora convalescente, è evidente, lo era col Barcellona e lo è ancora, però in questo momento è l'unico che nelle mischie, nelle situazioni può risolverci la cosa con la sua presenza, almeno tiene impegnati dei difensori, altrimenti ci attaccano da tutte le parti. Poi anche lui sbaglia cose clamorose, spesso in fuorigioco, non è l'Osimhen dell'anno scorso sicuramente. Speriamo davvero che qualche squadra, speriamo che continui a segnare in modo tale che le squadre che non seguono i 90 minuti di tutti i giocatori e magari individuano ci serve il bomber, quello che segna no matter what, e speriamo che se lo prendano e lo paghino bene. Prima di arrivare all'analisi del gol, dove ovviamente Juan Jesus è responsabile principale, ci sono state varie situazioni anche nel primo tempo per il Cagliari, questa la più clamorosa, dove Meret esce a valanga per respingere di pugno un pallone che arrivava per vie centrali, e io dico bene, stai uscendo, un po' di coraggio, è una delle cose che Meret non fa, però in questo caso esce male, sbatte contro Juan Jesus, prende anche una botta, quindi resta a terra, il pallone cade proprio sulla testa di Luvumbo, che a porta vuota, per fortuna il colpo di testa non è la sua specialità, e la palla finirà fuori. Questa è un'occasione già clamorosa, e stiamo parlando dopo anche l'autogol di Rachmani, che non vi faccio vedere perché non serve a niente vedere. Prima di arrivare all'errore di Juan Jesus, analizziamo l'errore di Politano, per me molto grave. C'è una palla contesa a centrocampo da Lindstrom e arriva di tutta carrera, diceva Edoardo Simeone, che recupera il pallone e dà questo bellissimo pallone in filtrante per Cajuste, che si inserisce molto bene. Tra le cose positive mi è piaciuto come è entrato Cajuste, per esempio, nella partita di ieri. Si inserisce molto bene, non riesce a continuare la corsa per andare lui direttamente, ma si gira Cajuste e vede l'arrivo di Politano. Lo vediamo qua. Nel frattempo recupera la difesa del Cagliari, e la palla per Politano è giusta, è perfetta, Politano la controlla. Mi piace sottolineare che qua siamo al 90esimo e quest'uomo, che è quello che Croce delizia nel Napoli, proprio la rappresentanza della stagione del Napoli, è Anghissà, che ha la forza, stanno male fisicamente, ha la forza di continuare ad andare a riempire l'area e a seguire l'azione per concluderla. Non è la sua specialità, ma almeno ce lo fa vedere. Questo è un segnale positivo, almeno per il singolo giocatore, per questa singola azione. Poi altre cose le sbaglia, però continuerà lui e continuerà Simeone. Ora però qui, nonostante in questa zona arriverà poi Simeone e dirà me la davi, signori, qua si fa gol, non è, cioè, puoi fare gol col sinistro, col destro, puoi fare il piatto che va a giro qua, puoi tirare una botta da questa parte, puoi avanzare, tentare, perché il portiere era quasi in uscita, potevi fare tantissime cose tranne quella puntina di mezzo esterno che poi è andata a uscire verso la porta, nemmeno a rientrare. Questo è un errore clamorosissimo, e per me l'errore non è non passarla a Simeone, perché qualcuno ha detto potevi passarla. Simeone arriva poi a rimorchio dopo che ha già passato, lì si segna e basta, onestamente, e senza voler dire le cose, sono brutte quelle frasi, no, nemmeno in prima categoria, le promozioni in eccellenza, no, sono giocatori, sono esseri umani che giocano ad alti livelli e che sbagliano tutti, figuriamoci se non sbagliano i nostri,
sbagliano i top player a volte dei gol clamorosi, sbagliano anche i nostri, e quest'anno se puoi sbagliare qualcosa la sbagli, e questo è un altro esempio, e lo vediamo qua, si allarga tantissimo, e quando arriva il tentativo di tiro per anticipare il portiere con il sinistro, ecco che stanno arrivando Simeone e Anguissa lì, ma se erano molto lontani. Secondo me non era la soluzione più semplice, il passaggio magari con molta lucidità l'avresti potuto fare, ma non credo sia questo l'errore. Idem per quanto riguarda il tiro di Simeone, che pure si allarga un po' troppo e quindi si fa chiudere lo specchio della porta. In questo caso sta arrivando a rimorchio Lindstrom, e quindi anche lì si è detto non gliel'ha data per egoismo, si annebbia tutto, e provi a tirare, almeno provi a prendere la porta. Anche qui Lindstrom probabilmente questa occasione con un po' più di lucidità era più fattibile secondo me del passaggio di Politano per Simeone. Qua Lindstrom arriva bene, arriva in tempo secondo me, però si è allargato troppo Simeone. E l'unica cosa che mi va di farvi vedere è che Simeone se ne rende conto e chiede scusa al compagno, perché si sta dicendo che è tutto spaccato lo spogliatoio, ognuno vuole fare per conto suo. Sì, sarà anche vero, però in questo caso all'interno dell'adrenalina della partita Simeone capisce, col compagno, che me la davi a me, chiede scusa. Ma dove Simeone secondo me dovrebbe chiedere scusa sul serio è sul non pressing che fa o che non fa su Dossena, che ha il tempo, accenna il pressing e poi si ferma, dopodiché Dossena ha tutto il tempo di caricare questo spiovente, questo campanile verso il centro. Anguissa è troppo in ritardo perché ci stavamo abbassando troppo per contrastarlo. E qua però mi va anche di farvi vedere la linea difensiva, che purtroppo è a semicerchio, non è dritta, che su questo passaggio Juan Jesus avrebbe messo in fuorigioco Luvumbo, ma c'è il Rachmani leggermente più indietro, leggermente in ritardo, quindi il Rachmani che lo tiene in gioco. Dopodiché la frittata la fa Juan Jesus, diciamolo chiaramente se c'è bisogno di ripeterlo, però accatena tutta una serie di cose. E riguardando dove cade il pallone, perché cade proprio sul dischetto del rigore, era molto difficile ipotizzare un'uscita di Meret a valanga. Se fosse quel tipo di portiere te lo potevi aspettare, ma non lo è, e quindi tu difensore sai che hai Meret alle spalle che non esce, che parli o meno, e non dovevi farla rimbalzare quel pallone, la svirgoli, la tocchi, cerchi di prenderla. Non è avvenuto, colpa di Juan Jesus. Poi proverà a mettere una pezza anche Oliveira, ma stanno tutti storti, non riesce nulla. Ed era vero quello che mi diceva Angela Torre ieri in live, cioè non ha chiuso il social, ma ha dovuto limitare i commenti sull'ultimo post, cosa che io ho notato subito oggi, perché io avevo scritto, era il post ironico su lui che faceva tardi per aspettare l'antitopi, rattissimi sfascisti, e io avevo scritto altra prestazione maiuscola, chi non se ne accorge è tarato. Un commento che aveva ricevuto più di 200 mi piace, cioè proprio nella logica delle cose, per chi ama guardare le prestazioni singole della partita e non giudicare il giocatore a prescindere. Il giocatore deve essere un'ottima riserva, non deve essere il titolare alla sua età e con dei problemini fisici, perché ci hanno fatto sapere che aveva anche dei problemi. È chiaro che si soffre a una certa età a farle tutte, e non si può puntare su di lui in questo modo. E non ho potuto rispondere né controbattere a 4 commenti che poi hanno attaccato me. Dillo adesso che ha fatto prestazione maiuscola, e non ho potuto rispondere perché Juan Jesus è stato costretto a bloccare tutti i commenti. Attaccate me, attaccate Juan Jesus, divertitevi ad insultarli i giocatori, non migliora la situazione dopo le vostre parole di sfogo. Si dici già sfogare, ognuno vive la sua vita social come vuole. A me sembra disonesto rimettere in discussione anche le prestazioni buone. Hai sbagliato un'azione in questa partita, ti prendi un 4,5 in pagella e basta, e poi se ne fai un'altra buona ritorni a prendere 6,5. Mi sembra evidente. La volete sapere la vera tragedia di oggi? Tragedia sportiva. Non possiamo nemmeno più gufare. Lo sapete chi deve giocare oggi? C'è Roma-Torino, e tra pochissimo, probabilmente adesso che esce il video, Roma sta già giocando, e c'è Fiorentina-Lazio. Che cazzo gufiamo? Cioè, portiamo la Roma
ad avvicinarsi al quinto posto e all'Atalanta, e quindi ti tieni il Torino dietro perlomeno e non vieni superato dal Torino, insidiato dal Monza così, oppure speri che il Torino vada così blocchi la Roma? Non si può fare più niente. Ci siamo resi conto della situazione di classifica in cui ci siamo messi, ma quelli mancano pochi punti, sciacalli, ma si può fare? Non si può fare. Non si può fare, ve l'ho spiegato che non si può fare. Troppe squadre non si può fare. Quindi, quello. E poi c'è Fiorentina-Lazio. Quindi che fai? Fai scappare la Fiorentina a 41 e non la prendi più, la Lazio che andrebbe a 43 e non li prendi più, fanno un pareggio per ciascuno, quindi avanzano tutti e due e pareggiano il pareggio che hai fatto. Non si può nemmeno più gufare. Ci hanno tolto anche il diritto che il tifoso ha di gufare le avversarie per poter rosicchiare qualche punticino. Non si può fare niente. Rendetevi conto della situazione assurda di classifica che stiamo vivendo. La partita col Cagliari parla chiaro. Il Napoli ha un po' più di attack momentum, ha un grande possesso palla, però il Cagliari ha creato delle cose dove siamo stati in ansia, specialmente nel primo tempo. Poi nel finalissimo fanno il gol e va bene. A livello di XG il Napoli fa qualcosina in più, facciamo tanto possesso palla, ti rimporta 3 loro, 4 noi alla fine, quindi non c'è una grande differenza. Mi fa brutto dover sottolineare passaggi sbagliati troppi, 83% è poco, e anche troppe palle lunghe, 56, e sulle 56 palle lunghe solo 19 vanno a buon fine, quindi molto molto male. E questi sono gli XG degni di nota. Il gol di Osimhen ovviamente ha un XG molto alto perché era praticamente da solo con la porta spalancata. Il tiro di Simeone era abbastanza defilato, quindi ha un XG basso. Quello di Politano invece ha un XG molto alto. Questo doveva essere gol. E poi si segnala quel tiro nel primo tempo di sinistro di Raspadori e poco altro. Il Napoli in campo come posizione medie per me è messo bene, il centrocampo è messo bene, vedete Lobotka, vedete Zielinski, vedete Anghissà che coprono tanto campo. Raspadori si tende ad accentrarsi ma fa il lavoro da ala destra, onestamente lo fa bene. Osimhen che viene prova ad aiutare un pochino, quindi Kvara risulta il giocatore più avanzato. Olivera e Mazzocchi fanno questo lavoro, ci siamo. Però poi nelle statistiche dei giocatori, se vediamo secondo Sofascore, Raspadori ovviamente il migliore, poi c'è Zielinski. Perché dei passaggi che fa, magari semplici, magari non illuminanti, il 90% vanno a segno. È abbastanza sconvolgente vedere la percentuale di Lobotka che è scesa in maniera vertiginosa. Lobotka deve fare sempre 93-94% di passaggi riusciti, ne sbaglia troppi in questa partita. Da quante analisi stiamo ripetendo che Lobotka dovrebbe sedersi? Metti Dendonk, bisogna far riposare i giocatori esausti, oltre a dover vedere i giocatori che hai comprato. Risolviamo con il mercato, e se restano in panchina non può essere, siamo a un illogico. Di Lobotka a 78% molto molto male. E come troppi tocchi di Rachmani e Juan Jesus. Olivera, vedi, Mazzocchi esce prima, quindi ne fa di meno, ma devono salire i tocchi del terzino destro, perché si sa che da lì passa molto dell'azione del Napoli. Troppi pochi per Lobotka. Non siamo riusciti a utilizzare, anche perché il Cagliari ci mette Gaetano su Lobotka, sono molto abbottonati, una sola punta, il trequartista, tanti centrocampisti, insomma hanno creato tutti i presupposti per farci giocare male e ci sono riusciti. Di conseguenza, in base a tutti questi numeri e tutte queste stronzate che vi ho dovuto raccontare, io do questi voti qua, voi contestatemeli perché è giusto che sia così. Meret 5,5, non lo ritengo responsabile sul gol che prendiamo, però su quell'uscita dove si scontra con Juan Jesus, e lì hai lasciato praticamente sguarnita la porta, quindi come concetto ci sta, ma dovevi allontanarla seriamente e non sulla testa di Luvumbo. Quindi 5,5 per me Meret. 5 Mazzocchi, tanta corsa, tanta volontà, lo ripetiamo sempre, però pochissima qualità, fa tanta confusione, e su questa fascia Luvumbo ha fatto quello che voleva. Rachmani 5, per questione di centimetri gli annullano l'autogol, non mi è sembrato perfetto nella sua partita, nelle sue letture e anche la lettura della linea nel passaggio finale di Dossena. E a Juan Jesus gli diamo 4,5.
perché nella logica delle cose non lo faccio per fare contenti voi, non lo faccio per attaccare il ragazzo, è la partita che ti porta a prendere 4,5 perché l'errore è decisivo e ti toglie 2 punti. Oltre a toglierti 2 punti, deprime tutta la piazza e scattano io l'ho chiamato il rutto libero, perché se già lo insultavano quando giocava bene, figurati quando fa un errore decisivo, rutto libero, e quindi è normale. Oliveira per me è quello che si salva un pochino nella situazione, gli do 6, anche lì non grande qualità onestamente, no? Si sovrappone una sola volta e fa un cross una sola volta con Kvara, però tiene botta, ecco, mi sento di dire che tiene botta. Come tiene botta alla fine in crescendo Anghissà, come col Barcellona in crescendo sul finale, quindi gli do 6, do 5,5 allo bot, che potrebbe essere anche di me. Ci prova e va addirittura vicino al gol nel finalissimo, però troppi palloni sbagliati, Lobotka ci ha abituato a tutte altre prestazioni. Do 5 a Zielinski, che fa qualcosina anche bello da vedere nel primo tempo, poi scompare, ovviamente scompare insieme al Napoli. Quando il Napoli va in difficoltà, Zielinski non ti tira fuori dalle sabbie mobili, non lo ha mai fatto e sicuramente non lo farà adesso. Poi all'interno di questa situazione bisogna capire, ci punti, non ci punti, lo fai giocare perché l'allenatore decide di farlo giocare, però non lo fai capitano, perché mancava Di Lorenzo, mancava Mario Rui, capitano diventa Rachmani, quindi lo spingi fuori dalle gerarchie. È una situazione, non bisognava arrivare a questa situazione imbarazzante per tutti. Adesso mi sembra evidente che devi considerare che non ce l'hai, cioè te lo porti in panchina come totem a scaldare la panchina e basta, perché non avrebbe neanche senso continuare a puntare su di lui. Raspadori gli do 7 perché era quello su cui avevamo più dubbi per posizione in campo. E nel primo tempo lui fa quel tiro che impegna Scuffet, dopodiché con caparbietà, pressione alta, recupera il pallone su Augello, mette quel cross per Osimhen, quindi è assolutamente decisivo. Poi viene spostato anche a sinistra quando al 73esimo entrerà Politano. A Kvara do 5,5, qualcosina ce l'aveva fatta vedere nel saltare l'uomo secco, però dopo la superiorità numerica non si concretizza nulla, quindi un po' fine a se stesse le giocate di Kvara ieri, non le giocate di Kvara in generale, fine a se stesse. Ieri 5,5, entra Politano e si mette qui e si sposta Raspadori qui. Osimhen 6,5 perché sbaglia quello che deve sbagliare, ma il gol lo fa. Dopodiché mi piace menzionare al posto di Zielinski Cajuste, che mi sembra essere entrato con un buon piglio, quindi gli voglio dare un 6. Politano gli do 4,5 come Juan Jesus, lo ritengo altrettanto responsabile. Lindstrom poi entrerà al posto di Raspadori, pochi palloni toccati onestamente per giudicare la partita di Lindstrom, e poi entrerà Ostigard per Mazzocchi. Qua sarebbe stato interessante chiedere a Calzona, ma non credo che gliel'abbiano chiesto, se gliel'hanno chiesto me lo dite voi, perché hai tolto Mazzocchi, aveva dei problemi, pensavi che la pallata sarebbe arrivata verso Lovumbo che è il più piccolino, quindi metti Ostigard terzino destro. Se Juan Jesus aveva dei problemi aveva più senso sostituire Juan Jesus e mettere Ostigard qua, staremmo parlando di un'altra partita, non si può sapere, anche perché non abbiamo cambiato impostazione di gioco, non ci siamo messi a 3 così abbassando Politano, siamo rimasti con il 4-3-3 con Ostigard terzino destro, con licenza di andare a prendersi le pallate di testa a centrocampo, e lo fa anche abbastanza bene. Purtroppo non era in quella zona dove poi alla fine è rimasto Juan Jesus contro Lovumbo. All'arbitro 5,5, nel senso che per me il rigore su Raspadori era netto, ma me ne frega altamente. Le varie ammonizioni, la spinta di Lovumbo, le provocazioni che danno su Osimhen, l'ammonizione credo per perdita di tempo su Oliveira, insomma sono veramente stufo e parlare degli arbitri mi sembra veramente assurdo, e questo è quanto abbiamo visto nella trasferta di Cagliari. Mettiamo il pallone al migliore, il migliore in campo era Raspadori, lo devo mettere qua. L'unica cosa da fare. Signori, io non so se domani c'è conferenza stampa presa a suolo, ho cercato, non ho idea, quindi stiamo sul pezzo. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale Telegram, seguitemi su Instagram, fate tutte le cose belline, così che poi a 25.000 facciamo una bella giveaway
e cerco di farvi qualche regaluccio e grazie, mi sento di dirvi grazie, perché quella che voi chiamate terapia di gruppo, le live che facciamo quest'anno, che non sono per gioire tutti insieme ma per consolarci, per sfogare un pochino e per dire quelle che secondo noi sono le cose che non vanno, voi dite che vi serve, io vi dico che serve a me. Ieri sono andato a suonare, era una delle mie band preferite, ero onestamente giù di corda, sono giù di morale e non vedo una via d'uscita e non vedo l'ora, tutti quanti non vediamo l'ora che finisca questa stagione per ricominciare la prossima, però non vedo i presupposti per la prossima, perché si parla, forse quell'allenatore Conte gli ha offerto questo, ha detto di no, adesso si parla di Farioli. Io devo sapere chi è il direttore sportivo, perché se il direttore sportivo resta Aurelio Meluso non cambia nulla e non ho dei presupposti, non ho fiducia nel futuro, perché l'idea è quella di continuare così, quindi sperando in dei colpi di fortuna invece che programmare e fare delle cose che fanno crescere il brand Napoli e la squadra Napoli. Io ho addirittura sognato questa notte un controeditoriale dove dicevo: ragazzi, alla fine il Napoli è tra le prime 25-30 squadre al mondo per possibilità e per quello che ha fatto negli ultimi anni. Capita la stagione stortissima, quando hai delle basi solide ti rialzi e puoi cassarla, la puoi archiviare come stagione storta dove è andato tutto male. Il problema è che la cassiamo come stagione storta oppure cassiamo quella là che è andata bene come stagione fortunata. Questo è il problema, il dilemma che mi assale. Esistono i momenti, se si riesce a fare piazza pulita di quelli che sono i giocatori che non vogliono, non hanno la forza, non vogliono, non possono dare qualcosa a questa squadra, ricominciare, ma serve una grossissima rivoluzione, a partire dai dirigenti che non hanno funzionato o che non hanno avuto la libertà di operare, un allenatore di campo bravo e moderno, e fare ognuno il proprio lavoro. Se si fa ognuno il proprio lavoro, si analizza giorno per giorno quello che si fa, sperando di far meglio. Di far benissimo come Spalletti è stato un momento, far meglio però è doveroso per una squadra che ha la potenzialità veramente di dare soddisfazione a tutti i tifosi nel mondo, ed è lì che secondo me mi viene meno un pochino De Laurentiis. Lo vedo tranquillo, lo vedo tranquillissimo, perché se non si arriva è tutto a posto, perché i conti stanno a posto, e se lui guadagna 10 ne spende 5, se ne guadagna 5 ne spende 2, se ne guadagna 2 non ne spende, e questa mi sembra la situazione, e lo vedo molto, secondo me molto sereno. Sotto questo punto di vista siamo noi che soffriamo quando la squadra non funziona e quando tutto va in malora. Da New York, Valerio Fluido è tutto, troppe chiacchiere, lo so, è stato più uno sfogo personale, dovete concedermelo. Lasciate i like finali e pensiamo al Sassuolo.